Quarto giorno di ritiro, mattinata qui a Scharnitz, dove c'è il campo di allenamento. Siamo con Silvia Zanetti. Silvia, primo anno in prima squadra, l'anno scorso 80 primavera, quest'anno sei stata promossa qui in prima squadra. Sì, appunto questo è il mio primo ritiro con la prima squadra, sono contenta dell'opportunità che mi hanno dato e la sfrutterò al meglio, soprattutto per fare una stagione migliore quest'anno rispetto all'anno scorso. La scorsa stagione di primavera come l'hai vissuta e la posizione finale, se ti ha soddisfatto, la posizione finale in campionato? L'anno scorso abbiamo fatto una bella stagione, abbiamo fatto molti miglioramenti a livello di gruppo di squadra, a livello tecnico e E come ti trovi con questo gruppo? No, l'ho già detto prima. No. Fin come che sta dopo 4 giorni. Siamo al quarto giorno, come stai fisicamente? Gli allenamenti si sentono tutti, soprattutto sulle gambe e Problemi fisici? a parte l'affaticamento ai polpacci, tutto il resto a posto. Il tuo obiettivo quest'anno? Il mio obiettivo è di migliorarmi a livello tecnico e di appunto fare una stagione migliore dell'anno scorso. E il mio sogno sarebbe di debuttare in prima squadra. Facendo meglio di te. Sì. Roberta Piai nella mattinata di Scharnitz qui al campo di allenamento. Roberta, 20 anni inimitabili sempre qui a Vittorio Veneto. Sì, questo è il 20° anno, si parte e traguardo raggiunto, Serie A finalmente, quindi sì, è per togliersi un po' lo sfizio insomma del giocare in Serie A. Qua sono la più vecchia e così, facciamo un po' da chioccia. Tanta gavetta, tanta Serie B per te in questi 20 anni, anche il ritorno in Serie C, poi la risalita, finalmente coroni un sogno? Sì, il sogno che era un po' di tutti, della società e di chi appunto ha vissuto retrocessioni e promozioni. Quindi questo era l'obiettivo e finalmente è raggiunto e quindi chi la dura la vince. Oggi è il quarto giorno, come stai te? Bene, ieri ho detto al mister che il mio problema erano i piedi, nel senso che come muscolatura è a posto, fiato è a posto, però vesciche, questo è il problema. Che differenze ci sono tra gli anni scorsi e quest'anno? Oddio, una preparazione così era un po' che non la facevamo, siamo partiti in bomba, nel senso uno staff che forse qualcuno ci invidia e ci sta preparando bene. Era un paio d'anni, vabbè io l'avevo magari anche saltata l'anno scorso per l'infortunio, 2 anni fa per lavoro, così. In Serie C eravamo andati all'Aggio di Cadore, quindi avevamo fatto 5 giorni magari così intensi, sì, per partire alla grande che poi abbiamo vinto il campionato. Se no, sì, era un paio d'anni che non si presentava un clima, è tutto diverso, magari ci si mette anche di più perché siamo qui apposta per lavorare. Adriana De Martin, siamo sempre nel ritiro qui a Seefeld, bomber dello scorso anno, gol importanti, quest'anno nella Serie A sarà un po' più difficile, però il tuo contributo sarà molto fondamentale. Sì, l'anno scorso ho fatto un po' di gol, quest'anno sarà molto più difficile perché comunque le squadre sono molto più toste, le difese saranno sicuramente molto forti, ma quando mi sarà data occasione tenterò di dare il massimo per togliermi soddisfazioni personali di far gol e comunque per aiutare le compagne a farlo. Il primo gol di quest'anno è proprio il tuo. Sì, è capitato un rigore la scorsa partita e sono partita col piede giusto quest'anno, sono riuscita a segnare e speriamo bene che nelle prossime. Come stai fisicamente dopo 4 giorni? Fisicamente faccio sempre molta fatica all'inizio, però già oggi sono andata meglio, ho corso e dai, pian piano ingraniamo, mettiamo benzina sulle gambe e avanti così. Giulia Ratti, rientri da un infortunio, come stai adesso? Sto bene, sto facendo la preparazione con la prima squadra e sono molto contenta anche perché è il mio primo ritiro e sono contenta anche se comunque c'è molto lavoro da fare e stiamo lavorando molto. Molta primavera lo scorso anno, cosa ti aspetti da te stessa quest'anno? Spero di far meglio, spero di
di segnare magari anche qualche gol e niente, spero di imparare da queste ragazze con la prima squadra, visto che c'è tanto da imparare da loro. Come ti trovi a questo punto con loro? Beh, mi trovo bene, è un bellissimo gruppo, sono molto contenta e niente. Sono molto simpatiche. Sì, molto.